Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, dove sta per avere inizio la partita valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket, girone sud, CUS Cagliari contro Elite Roma, una partita molto importante per la zona salvezza della classifica. Il CUS Cagliari arriva a questa sfida con un buonissimo momento di forma, sono 2 i successi in fila infatti per la formazione allenata da Federico Sciascia, che trova anche subito il primo canestro della partita e un lay-up comodo da sotto per Aneta Elena Kotnis. Dicevamo 2 vittorie di fila, abbiamo visto il CUS Cagliari sui nostri schermi battere 2 settimane fa con il risultato di 75-47 la Nico Basket Pistoia, successo che è stato poi bissato in trasferta sul campo della Cenerentola Forlì. Punteggio anche abbastanza netto in quest'ultimo caso per le rossoblù, 38-63 è stato il risultato finale, con 19 punti di Aneta Elena Kotnis e 14 invece di Erika Striulli. Il CUS Cagliari occupa il 10° posto in classifica con 18 punti, 9 vittorie e 14 sconfitte, questo è il bilancio, mentre l'Elite Roma cerca il primo canestro della partita su questo scarico di Mia Masic, non trovato però il canestro da sotto. Dicevamo 18 punti per il CUS, sono invece 4 in meno per l'Integris Roma, 14, con un bilancio che parla di 7 vittorie e 16 sconfitte. È arrivato il primo canestro della partita anche per la formazione romana, un comodo contropiede, canestro 1-0, il più facile senz'altro finora della partita. Ricordiamo anche i 2 fischietti designati per questo match, si tratta di Marcello Manco di San Giorgio a Cremano e di Vincenzo De Martino di Santa Maria la Carità. Interruzione della partita intanto dopo il primo canestro da parte dell'Elite Roma, qualcosa da sistemare per gli arbitri, partita che ovviamente finora non ha offerto grandi spunti, fase ancora diciamo di studio con le compagini che devono ancora prendersi reciprocamente le misure. Parliamo anche dell'Integris Roma, pure lei reduce da 2 vittorie consecutive, sempre contro Forlì, 54-61 il risultato in questo caso, e poi battuta anche Orvieto con il punteggio di 73-61, 24 punti per Grattarola e 23 per Mia Masic, la croata, uno dei motivi di interesse maggiori di questa partita. L'abbiamo vista in Sardegna sia con la canotta del San Salvatore Senagius che con quella della Virtus Cagliari. Intanto altro canestro per il CUS, che torna avanti sul 4-2 sostenuto dal proprio pubblico di Saduchessa, uscita dal blocco con Striulli poi che cercava di avventarsi sul pallone vagante, fermata in maniera vistosamente irregolare, dunque arriva il fallo da parte della giocatrice in canotta numero 16, se non abbiamo visto male, per l'Elite Roma. Si trattava di Moretti. È rimesso in gioco il pallone da Arianna Puggioni, quest'oggi schierata in quintetto da Federico Sciascia, quindi il palleggio di Rachele Niola. Ancora Arianna Puggioni, manovra il CUS nella metà campo offensiva, Striulli, Niola vorrebbe coinvolgere Kotnis in post basso, la linea di passaggio è stata però sporcata, ci sarà dunque la possibilità per le universitarie di rimettere ancora in
zona d'attacco. Ecco Rachele Niola, si avvicina a Puggioni, c'è l'uscita poi ottima dei blocchi per Striuli, si crea un buon tiro cadendo all'indietro, lo sbaglia, non semplice in questo caso per la giocatrice in canotta numero 7 nonché capitano nel CUS. Allora possibilità per l'Elite Roma che manovra ora sul perimetro, il taglio forte da parte di Grattarola, reclama il pallone qui in angolo Masic, la tripla mancina è sbagliata, la lotta a rimbalzo che stava per premiare qui Ilenia Magistri, il pallone viene invece controllato dal CUS con Arianna Puggioni, quindi Niola si butta dentro la sua classica penetrazione sfortunata qui, Niola che si dispera per essersi divorata il canestro che avrebbe permesso al CUS di portarsi sul 6-2, dunque sul +4 in questo inizio di partita, giocato comunque su buoni ritmi. Ci sarà la rimessa in attacco per la formazione universitaria con Niola sul punto di battuta. Esce Kotnis, quindi Erika Striulli manovra ancora sul perimetro, il CUS cerca lo spazio, Puggioni chiude il palleggio forse un po' troppo presto. Allora Niola, penetrazione stavolta andando a sinistra, si butta dentro il pallone che si arrampica sul ferro e poi cade dentro, +4 CUS che diventa realtà, dunque ora 6-2. Vediamo come risponde l'Elite Roma, si affida qui al pick and roll tra Moretti e Crisantidu e poi arrivano i 2 punti anche per le capitoline con il tiro da sotto del 6-4. Striulli, Caldaro mette il pallone per terra, Eugenia Caldaro provvede poi al consegnato per Niola, il palleggio aperto con la mano sinistra, qui la giocatrice dell'Elite Roma si è aiutata un po' troppo con le braccia, una difesa sull'1 contro 1, si trattava proprio di Mia Masic, dunque Niola a rimettere per il CUS, Striulli si gira, poi sfrutta il blocco di Kotnis per crearsi questo palleggio, arresto e tiro dalla media sbagliato, rimbalzo per Magistri, prova ad attaccare ora in transizione l'Elite Roma, il palleggio aperto, non c'è spazio per dar sfogo appunto alla transizione primaria e poi è pessimo l'attacco da parte della squadra capitolina, in panchina da Maurizio Pasquinelli, opportunità dall'altra parte per il CUS, 6-4, ricordiamo il vantaggio per le rossoblù. Puggioni, ancora Masic con un fallo forse anche evitabile, dovrebbe essere il secondo della partita per la croata che dunque deve stare attenta. 2 falli spesi un po' troppo presto nella partita, senz'altro per lei che è una pedina chiave soprattutto dal punto di vista offensivo per Roma. Kotnis cortissimo, ma c'è Caldaro al rimbalzo, non riesce a correggere, torna Kotnis, stavolta il CUS riesce a realizzare il canestro di nuovo +4, premiata la grande caparbietà in questo caso di Aneta Elena Kotnis. Qui c'è tanto spazio oltre l'arco, battezzata Magistri che evidentemente non viene ritenuta pericolosa. In ogni modo l'Integris crea lo spazio per la penetrazione mancina di Mia Masic, punto a punto in questo inizio, 8-6, partita come detto contrassegnata dall'equilibrio. Striulli, seguito bene il taglio di Kotnis, prova a fare a sportellate con Magistri per guadagnare lo spazio per il tiro da sotto, sbaglia Masic, lascia letteralmente sui blocchi Niola che pure è una specialista difensiva, viene fermata fallosamente al momento del tiro. 5:24 sul cronometro del primo periodo, fallo su Mia Masic che dunque avrà l'opportunità di presentarsi in lunetta per la prima volta nella partita. Primo tiro libero per la croata, abbiamo detto stagione d'esordio per lei in Italia nelle fila della Virtus Cagliari. Ne sto davvero delle ottime impressioni che le valsero poi la chiamata anche da parte del San Salvatore Selagius, intanto 1-2 per Masic, annata sfortunatissima per Masic la scorsa, rottura del legamento crociato del ginocchio praticamente inizio stagione, ma con grande professionalità ha deciso di stare a fianco alla squadra per tutto il campionato, cercando di rendersi utile insomma in altro modo. Intanto gran tripla per Arianna Puggioni dall'angolo, punisce pure lei, ex Virtus Cagliari peraltro lo scorso anno.
ottima tiratrice, Pugioni lo ha dimostrato, il canestro dell'11-7, Masic dall'altra parte non replica, ma c'è l'extra possesso per l'Elite Roma, ancora Masic, il pallone poi dentro, fuori, spazio per Grattarola da 3, buonissima costruzione in questo caso da parte dell'Elite Roma, non premiata però dal canestro. Allora il Cus si ripresenta dall'altra parte forte sempre di 4 punti di vantaggio sull'11-7. Striulli sale e riceve Niola, il pallone dentro per Kotnis, ancora Kotnis, il giro sul perno, forse anche mezzo passo in più per la polacca, in questo caso non ravvisato ad ogni modo dagli arbitri, poi chiamata di palla contesa, regola del possesso alternato che assegna la sfera all'Integris Roma con Federico Sciascia che passeggia nervosamente a ridosso della sua panchina. Vediamo se il Cus sceglie di allungare la difesa così in maniera blanda, questa rimessa dal fondo di Roma. Intanto c'è il primo ingresso in partita di Lavinia Gaetani al posto del capitano Striulli che è andato a riposare un po'. Intanto bel movimento di potenza, canestro con fallo in questo caso per Magistri che accorcia per Roma, -2, 11-9. 4 minuti e 4 secondi dal termine del primo quarto, secondo fallo di squadra per il Cus Cagliari, sono 3 invece quelli spesi da Roma. L'opportunità dunque con il libero aggiuntivo per, anzi chiedo scusa, si trattava di Crisantidou che ha sbagliato poi il libero supplementare, ha tenuto vivo però Salvucci, nuovo ingresso in campo per l'Elite Roma. Il Cus è riuscito in qualche modo a riconquistare il pallone e ora attacca con Gaetani, una linea di passaggio forse un po' scontata in questo caso, ma non paga dazio la squadra universitaria. Gaetani per Ridolfi, penetrazione andando a destra per l'ex Orvieto, errore anche qui, extra possesso però per il Cus. Sale Ridolfi per bloccare, si butta a sinistra invece Niola, sfortunata ancora una volta Rachele Niola, offerto il contropiede a Roma, Grattarola con l'hesitation, anzi si trattava, chiedo scusa, di Moretti, e poi nuovo intervento arbitrale per segnalare un fallo della difesa mentre ci sono le proteste da parte di Niola. Questo il terzo fallo di squadra anche per il Cus Cagliari e ci sarà dunque rimessa dal fondo. È arrivato nel frattempo un fallo tecnico, allora libero convertito per Aneta Kotnis. Siamo sul 12-9 in favore della squadra universitaria, c'è anche il possesso. Striulli, il pallone messo per terra e poi tentativo di ribaltamento qui molto rischioso, recupero per l'Elite con Grattarola, l'appoggio da sotto, il canestro con le capitoline che accorciano ora e si rifanno sotto sul -1. C'è bisogno nuovamente di Erika Striulli. Ridolfi, quindi arriva anche Valentina Zucca in questo momento del primo quarto per il Cus Cagliari. Servito bene ancora il movimento di Kotnis sotto, canestro con fallo per Kotnis. Il Cus sta trovando modo di servire molto bene il proprio centro in questa partita. In precedenza non c'era il fallo, il canestro valido ovviamente per Kotnis. Allunga il Cus che mantiene la testa dell'incontro, punteggio fin dall'inizio della partita. Grattarola cortissimo con rimbalzo portato giù da Kotnis, quindi Striulli deve liberarsi dalla pressione di Grattarola che cerca anche il pallone. Ancora Striulli deve portare l'avversario sul blocco di Kotnis che si avventura dentro, rischia ancora la palla persa il Cus, palla persa che poi arriva con anche il tuffo per terra, contropiede Roma. Qui si coordina bene Moretti ma non trova il canestro, non desiste Crisantidou, viene premiata però l'Integris che sta comunque lottando, ho detto squadra che è neopromossa nella categoria, che sta cercando di difendere
questa Serie A2. Intanto il giro dorsale di Kotnis ha aperto lo spazio per la tripla di Puggioni, sfortunata qui, ma rimane la buonissima costruzione ancora una volta da parte del Cus. Buona fluidità offensiva rispetto ad altre partite per le cagliaritane, un dato che è emerso in maniera chiara. Intanto tripla senza gran ritmo, ma comunque a segno per Mia Masic, che suona la carica per l'Elite Roma. Queste fasi conclusive del primo quarto. Ridolfi, palleggio aperto di Giulia Ridolfi, prova l'uscita a Ricciolo. Striulli, la difesa però è forte in questo caso, allora preferisce ragionare. Striulli si prende nuovamente il blocco di Kotnis, poi col cambio di mano aveva lasciato sul posto la sua marcatrice. C'è stato il fallo su Erika Striulli, rimessa in attacco per il Cus Cagliari. Kotnis poi sbaglia tutto, qui la polacca, ma poi torna sul pallone, offerto il più comodo dei layup, che infatti Striulli sbaglia incredibilmente con la mano sinistra, probabilmente sorpresa come se si trovate in una situazione di questo tipo, 2 contro 0 da sotto addirittura per il Cus. Una cosa che sta molto di rado. C'è comunque il possesso in attacco con la rimessa dal fondo. Striulli prova a farsi perdonare, ma poi sbaglia ancora. Rimbalzo per Masic, attacca l'Elite Roma. Grattarola chiede il pallone Crisantidou, c'è la tripla ancora a segno Mia Masic per l'Elite. Siamo passati con le immagini alle battute ormai conclusive del secondo quarto. Il Cus ad avere il pallone in mano con Erika Striulli, si butta dentro, poi Puggioni extrapessi, il tiro dall'angolo di Kotnis sbagliato. Termina il cronometro del secondo quarto, davanti c'è il Cus Cagliari sul più 11, 33-22. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il posa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo a San Lucchessa, si riparte dal più 11, Cus Cagliari 33-22 il risultato in questa sfida valida per il 24esimo turno del campionato di Serie A2. Lavora subito molto bene qui l'Integris Roma, il pallone che arriva sotto per Crisantidou, il appoggio al vetro con la mano destra, vale il meno 9, 33-24, prova a rispondere dall'altra parte, Striulli sbaglia, poi recupera il rimbalzo, si ritrova là sotto, non c'è lo spazio per tirare, lo offre comunque a Kotnis,
non realizza la tripla. Cotnis che aveva finito il secondo quarto allo stesso modo, ovvero con un errore alla lunga distanza. Crisantino ancora rolla dentro molto bene, con i tempi giusti, viene anche servita dalla compagna, canestro del 33-26. Ciò che emerge senz'altro da questa partita è un buon momento di forma di entrambe le squadre, che ricordiamo sono reduci a 2 affermazioni consecutive. Pugioni si butta dentro, guarda in cagnesco uno dei 2 arbitri perché a suo giudizio non è stato fischiato il fallo che avrebbe meritato. Masic molto bene con lo scarico sotto ancora per Crisantino, che è molto bravato a farsi trovare dalle compagne sugli scarichi. Intanto dopo l'errore schema maglia per il Cus, ancora non ha segnato in questo terzo quarto. C'è la ricezione di Cotnis, spalle a canestro, pallone fuori per Niola, dall'altra parte Pugioni, ancora il palleggio di Pugioni, il blocco di Cotnis, vorrebbe giocare il pick and pop, poi perde il pallone malamente, quindi abbiamo Pugioni. Il recupero di palla ancora per il Cus e ancora palla persa, fase che le squadre devono forse recuperare un po' di lucidità. Crisantino ha tutto lo spazio per caricare il tiro da 3 punti, lo manda sul ferro, però il rimbalzo che premia Niola, quindi Erika Striulli al palleggio. Striulli che vicina riceve quindi Rachele Niola, buca centralmente la difesa di Roma in maniera molto interessante. Niola sbaglia però la conclusione da sotto. Il tiro dall'altra parte per l'Elite, ancora un errore, si sbaglia tantissimo in questo terzo quarto. Fred da una parte e dall'altra, Striulli per Cotnis, arriva Niola, uscita di Striulli, il movimento di Ridolfi, Striulli si butta dentro molto bene, tiro in sottomano e vincente, è quello del 9+9 sul 35-26. Canestro per Erika Striulli, ricordiamo Cus bersagliato dalla sfortuna, perso per acciacchi vari sia Favento che Caldaro, e rotazione ancora più corta del solito per Federico Sciascia. Intanto dall'altra parte Elite Roma ha mandato a segno un bel canestro dopo il passo d'incrocio. Scelta vincente per Crisantino, ancora se non abbiamo visto male, penetrazione di Pugioni, Crisantino va per la stoppata in maniera irregolare, però in questo caso allora c'è il fischio arbitrale. Vedete il punteggio sul tabellone 35-28 in favore del Cus, quando mancano 6 minuti e 38 secondi al termine del terzo quarto. Ci sarà una possibilità dalla lunetta per Arianna Pugioni, che dopo l'errore in precedenza si è presa la responsabilità offensiva. Ancora una volta Pugioni ha segnato il primo tiro libero. Pugioni peraltro di solito schierata alla second unit, diciamo così, del Cuscaglio, quest'oggi invece schierata in quintetto. Intanto 2-2 per lei, siamo sul 37-28 per l'esultanza anche del pubblico di Savichessa. Roma che attacca il movimento oltre l'arco, si apre per ricevere la giocatrice in canotta al numero 8, si trattava di Introna se non abbiamo visto male, quindi Masic accoppiata con Ridolfi, qui Masic si palleggia su un piede, rischia la persa, la tripla disperata dall'angolo, eppure va dentro, le mani sono di velluto, quelle di Mia Masic, in Sardegna lo sappiamo bene, -6, 37-31. Pescato il jolly dall'angolo, questo è un canestro di puro talento offensivo per la croata Pugioni, questo è il suo tiro, la sua mattonella, ma ancora una volta è sfortunata la giocatrice ex Viterbo, sbaglia anche Ridolfi, che però aveva subito il fallo. Ed è già pronta Giulia Ridolfi a presentarsi in lunetta per 2 tiri liberi. Dentro il primo, siamo sul 38-31.
cerca la concentrazione. Ridolfi dentro anche il secondo, sono punti importanti questi e ci sarà bisogno più del solito della miglior Giulia Ridolfi questo pomeriggio, tanti gli infortuni di cui abbiamo parlato per Favento e per Caldaro. Qui non riesce a rispondere l'Elite, rimbalzo che cade nelle mani proprio di Ridolfi. Il palleggio aperto da parte della numero 3, quindi Rachele Niola, non è ancora oltre l'arco, il consegnato di Ridolfi per Striulli sul blocco di Kotnis. Striulli si arresta dalla media, il pallone che viene bevuto dal ferro e il più 10 Cus ora sul 41-31, doppia cifra molto rassicurante di vantaggio per la squadra di Federico Sciascia, che però deve difendere forte. Ancora una volta il pallone riaperto da Crisantidou per Masic, buona l'intesa tra le due, errore di Masic. Crisantidou non molla di un millimetro, si appenta sul pallone, lo strappa via e segna il canestro nel 41-33. Puggioni in punta per il Cuscagliari, il tiro dalla media sbagliato, poi recupera Roma che si lancia in transizione, anche qui in maniera assolutamente prevedibile, gran recupero, davvero applausi per Striulli, tiene vivo il pallone, una difesa schierata per le universitarie con Striulli che dà indicazioni alle compagne. Ridolfi va subito a bloccare per Kotnis che è pronta per la giocata di pick and roll, che invece il pick and pop è una soluzione comunque simile che permette a Kotnis di costruirsi questo tiro in avvicinamento che vale 2 punti. Ancora un nuovo più 10, 43-33. Ripreso il gioco con Masic, quindi Moretti per Roma. Moretti mette il pallone per terra, il tiro dall'angolo, secondo ferro, poi sul rimbalzo c'era arrivata Ridolfi, subendo peraltro anche il fallo, caduta mani sul fianco Giulia Ridolfi, aiutata sportivamente a rialzarsi da Crisantidou. Niola, ha preso il gioco con Niola in palleggio, cerca la penetrazione, il pallone che si perde oltre la linea di fondo. Ora in lunetta Rachele Niola, ha sbagliato il primo. Ha sbagliato pure il secondo, molto corto, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Ridolfi, vuole calma Ridolfi. Si riparte da Striulli, il palleggio di Erika Striulli, pronta Kotnis a bloccare. Striulli apre in angolo, Puggioni con ritmo, errore, ma c'è il rimbalzo di Niola praticamente stoppato dal ferro nel tentativo di correzione da sotto, ma è arrivato anche l'intervento arbitrale per segnalare un fallo seguito dalla giocatrice canotta numero 15. Segna Niola il primo, sbaglia invece il secondo con Ridolfi che non è riuscita, nonostante il grande impegno, ad arrivare sul rimbalzo. Riparte l'Elite Roma dalle mani di Grattarola. Era Grattarola in angolo, quindi la penetrazione è ottima in questo caso per l'Elite, con nuovo canestro
muovere il tabellino. L'Integris bloccato da un po'. Valentina Zucca per Niola, buona qui la difesa, ma è più brava il suo avversario Niola. Gran canestro per lei. Intanto Magistri, poi Masic che ha cercato il giro sul perno, attacca ancora Roma, la finta, poi il pallone riaperto fuori ancora per Masic dalla media. Masic lungo, Crisantido a rimbalzo, molto brava, come si dice in gergo, anche a frugare nella spazzatura della partita, a trovarsi questi secondi tiri. Come può dire, rimbalzi d'attacco essenzialmente di posizione, non grande potenza fisica per lei, ma come detto buon senso della posizione senz'altro per andare a recuperare il pallone. Ridolfi qui cercava lo spazio per andare a concludere da sotto, non lo ha trovato. C'è comunque la rimessa in attacco per il Cuscagliari, che rimane a ridosso della doppia cifra di vantaggio qui a Saduchessa. Nel corso del terzo quarto, 24esimo turno di campionato, una partita che potrebbe essere molto importante per il quintetto di Federico Sciascia, per blindare la permanenza nella categoria, obiettivo importante. La prima parte di stagione il Cus ha cullato anche qualche possibilità di agganciare il treno playoff, poi gli infortuni vari non sono mancati, anche quest'anno non hanno permesso alle rossoblù di seguire appieno questo obiettivo. Tanto c'era stato il fallo in precedenza evidente da parte di Niola. Roma che riparte da Grattarola. Crisantidu, il consegnato, e poi la ricezione in post basso contro Kotnis, non è fuori per la giocatrice in canotta numero 11, si tratta di Kolar. Masic anticipata qui, pallone non tenuto in campo però dal Cus, che dimostra comunque di essere attento nella metà campo difensiva. Ad andare sulla rimessa in attacco, è riuscita a scatenarsi in questa partita, che ha cercato la tripla da scadere in 24 ma l'ha mandata sul ferro. Striulli per Ridolfi, consegnato per Niola, è stato poi anche il blocco di Kotnis, ha aperto benissimo lo spazio per una delle giocate preferite da parte di Niola, penetrazione proprio con questo tipo di movimento, andando verso destra o verso sinistra, lei è indifferente. Canestro permette al Cus di rinsaldare il proprio vantaggio. Dall'altra parte c'è un po' di fretta senz'altro negli attacchi, che poteva forse ragionare un po' di più per Roma. Valentina Zucca, quindi Giulia Ridolfi, il consegnato per Striulli, forse anche spinta da Grattarola, che prova ad alzare il livello dell'energia fisica della sua difesa. Striulli con un canestro molto importante per il Cuscagliari, un canestro da Erika Striulli, legge arresto e tiro dopo aver sfruttato anche le notevoli doti di ball handling. Dall'altra parte c'è stato il tentativo di tiro sul punteggio di 48-37 a 33 secondi dal termine del terzo quarto. Tentativo di tiro per la precisione da parte di Lenia Magistri, fermata fallosamente, due liberi dentro il primo. 48-38, dentro anche il secondo per Magistri, siamo sul 48-39, abbiamo detto 33 secondi al termine del terzo quarto. Ancora chiamata maglia per Striulli, il palleggio di Striulli, franarle addosso praticamente Grattarola, situazione che non può sfuggire agli arbitri, che mandano ancora in lunetta Erika Striulli.
ha segnato il primo Striulli, 49-39, sul più 10 il Cus. Serva in panchina coach Pasquinelli. Ma nel secondo Striulli il rimbalzo viene conquistato dall'Elite Roma. C'è l'ultima chance nel terzo quarto per le capitoline, che provano ad andare sotto una delle loro maggiori certezze in questa partita, ovvero Crisantili. Il pallone è riaperto fuori da Kolar, si va da Masic sotto Crisantili, tiro in reverse molto difficile, ma duettando Masic e Crisantili erano riusciti comunque a costruire un tiro non disprezzabile. Dall'altra parte non accolta la preghiera, finisce il terzo quarto, più 10 Cus, 49-39. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto a San Duchessa, si riparte dal più 10 Cus, 49-39, questo è il risultato. Sul tabellone Niola affida il pallone alle mani di Striulli. Niola e quindi Aneta Kotnis, pallone fuori ancora Ridolfi. Striulli ragiona in zona offensiva il Cus Cagliari, che però perde il pallone, ma poi lo riconquista sempre con Rachele Niola. Cambio di mano per Striulli dalla media, assegno Erika Striulli, può trascinare offensivamente la sua squadra, ma non c'è alcun dubbio che fare anche dal punto di vista difensivo, oltre che della leadership in generale. Non per niente il capitano della squadra universitaria, la numero 7. D'altra parte Roma che si continua a proporre con buona capacità di letture offensive. È arrivato il layup di Magistri, giocatrice in canotta numero 13, ben innescata però ancora dalle compagne, proprio dell'Elite che lavora con fluidità interessante. Striulli passa sopra due blocchi, poi il pallone non è un granché. Allora Masic, pur con qualche brivido, può andare a segnare in contropiede il canestro del 51-43. Tutto per tutto, ovviamente l'Elite Roma in questo finale di partita sarebbe un colpo sensazionale per la classifica. La squadra di coach Maurizio Pasquinelli, che come vi abbiamo detto stazione al 12° posto in classifica con 14 punti. Che non vuole assolutamente interrompere la propria striscia positiva, non vuole farlo neanche il Cus, che come abbiamo già detto ha vinto le ultime due partite giocate. Ridolfi, quintetto pressoché obbligato per Sciascia, ricordiamo ancora una volta in questa seconda metà di partita. Pallone perso da Niola, poi fallo antisportivo addirittura. Questa è la lettura un pizzico severa ai danni di Niola in questo caso. Coppia arbitrale ben posizionata in questo caso, dunque ha optato per il fallo antisportivo, ripetiamo, di Niola, e dunque c'è il viaggio gratis praticamente in lunetta per Magistri, che però non ne approfitta con il primo libero, si resta sul 51-43. C'è la seconda opportunità, anche questa fallita da Magistri, che avete visto se l'è presa tantissimo con se stessa. Allora rimessa in attacco per la Roma con Manuela Moretti, Grattarola, Masic, finta di Masic, il blocco di Crisantidou, anticipo tentato da Kotnis, stato all'ultimo a toccare, secondo gli arbitri si dispara un po' la. Arriva l'altra opportunità offensiva per Roma, canestro praticamente rubato sul taglio improvviso di Masic sotto, anche mestiere in questo caso. Niola intanto per Striulli, guarda il canestro, vede Kotnis che si sbraccia, poi va a bloccare peraltro Puggioni, una tripla sempre dalla sua mattonella, questa va a segno. Che
tiro mancato, invece l'ex Viterbo torna a realizzare 54-45, poi palla recuperata dal Cus, attenzione a contropiede 2 contro 1, Niola da sotto sbaglia, si divora il canestro che sarebbe stato importantissimo anche dal punto di vista del morale per il Cus, ma tenuto vivo Kotnis, c'è l'extra possesso, il tecnico di Roma protesta in maniera veemente e va a prendersi un fallo tecnico. 19 sul cronometro dell'ultimo quarto di gioco qui a Savicessa. E allora il libero gratis per la Elena Kotnis, convertito puntualmente per il più 10, 55-45. Abbiamo detto Elite che cerca l'assalto finale, il Cus che vuole tenere a debita distanza le rivali. Niola sulla rimessa, Kotnis, poi Striulli, trovata Puggioni, tanti minuti possono essere importanti per le Striulli, pesca il Jolly qui da 3 punti se non abbiamo visto male il gesto degli arbitri. Gran canestro di Ridolfi, non era granché in ritmo, vediamo se risponde Grattarola, non lo fa. Numero 4 dell'Elite, poi abbastanza dura, rimbalza ancora con Ridolfi protagonista, arriva anche un altro fallo tecnico, succede un po' di tutto ora in campo, mentre si alza, sentite in sottofondo ancora una volta il grido dei tifosi del Cus Cagliari per i magistri. Fa sentire ovviamente l'importanza della posta in palio, la tensione, la pressione da una parte e dall'altra. Quindi è pronta Giulia Ridolfi. Anche qui ovviamente il libero più il possesso aggiuntivo per il Cus Cagliari, avanti sul 58-45. Dentro il tiro libero di Ridolfi che sta rispondendo presente, abbiamo detto di quanto peso specifico abbia in questa partita il suo rendimento, non ha tradito le aspettative. C'è, come detto, il possesso per il Cus Niola, quindi Striulli preso dietro la schiena, poi servita a Kotnis. La Kotnis per Ridolfi, cerca lo spazio il Cus, si propone Ridolfi, spalle a canestro, lascia sul posto con un gran bel giro dorsale la sua marcatrice, ma poi non trova la via del canestro. C'è Magistri, anzi chiedo scusa, Grattarola dall'altra parte, Masic scarica sotto praticamente sulla testa di Crisantidi, poi uno schiaffo al pallone, il tiro da 3 punti con errore, una magata qui da parte di Grattarola che tira vivo per Masic, nuova opportunità per l'Elite che si deve però affrettare, inizia a stringere il tempo, fallo evidente sospeso dalla difesa. Moretti sulla rimessa per Roma, il pallone con qualche brivido arriva appunto a destinazione per Crisantidi, il passo di incrocio e poi il fallo speso su Masic che ha le qualità individuali anche per giocarsela in pass basso. Ora in situazioni di 1 contro 1 contro sue avversarie, in alcuni casi taglia fisica inferiore, numero 3 particolarmente eclettico, Mia Masic.
in lunetta, dunque con più tiri liberi per tenere vive le speranze dell'Elite Roma di rimontare questa partita dentro il primo per Masic. 59-46. Pure il secondo per Masic, si sta esprimendo ovviamente sui livelli migliori in questa annata. Siamo felici anche di vedere che abbia chiaramente superato un problema molto grave al ginocchio che aveva accusato lo scorso anno in Sardegna. Così i Senardos non si sono potuti godere pieno il suo apporto. Tanto conclusione molto difficile per il cronometro dei 24 per il Cus. Dunque palla persa. Ripreso il gioco a Saluchessa dopo questa breve interruzione. Masic, Moretti, parte il recupero di palla di Inggola che si butta per terra contro Buschiglione. Per cosa optano gli arbitri? Che viene assegnato all'Elite, la giocata difensiva di Niola che non stupisce, depone a favore della fiducia in questo momento del Cus, che continua a condurre oltre la doppia cifra di vantaggio, e questa è una notizia importantissima. Vediamo questo arrembaggio, l'ennesimo da parte dell'Elite Roma, il passaggio di Masic fuori, Grottanola non se l'aspettava assolutamente qui. Banalissima palla persa da parte dell'Elite Roma. Grazie al Cus Cagliari, dopo la pausa c'è la rimessa la zona difensiva con Erika Striulli. Importante anche la capacità di tenere il polso della partita in questa fase. Cotnis, il consegnato in punta per Niola, poi il pallone sparato ancora verso Cotnis in maniera un po' affrettata probabilmente in questo caso. Palla persa, evitabile per il Cus. Masic, extra pass, il tiro in angolo sul ferro, non paga dazio il Cus dopo l'errore commesso in precedenza. E allora congela il possesso la squadra universitaria con Erika Striulli, il giro sul piede perno, ancora Striulli, si propone Aneta Cotnis che riceve ora in post, si gira con il movimento di square up contro Crisantidu, poi chiude il palleggio, crea in qualche modo lo spazio per il taglio di Ridolfi, ha fatto il fallo in attacco in questo caso, questa è la mimica arbitrale, fallo in attacco da parte di Ridolfi. Punteggio che non si sblocca da un bel po', fase veramente distanca di due attacchi. Intanto Ridolfi ha cercato di recuperare il pallone, si è lanciato a metà campo offensiva senza trovare il pallone, ma comunque tante giocate di energia, di sacrificio difensivo anche per il Cus Cagliari. Crisantidu che arriva sotto, Masic poggia il vetro, sbaglia, il pallone è tenuto vivo da Masic, altro errore e altro intervento arbitrale. Errore che manda in, chiedo scusa, fischio arbitrale che manda in lunetta l'Elite Roma. Sta giocando comunque, trascinato da Mia Masic. Entrambi i tiri liberi per la croata.
rosicchia a qualche punto l'Elite Roma che allunga la difesa, ma il Cus ne esce bene con Arianna Puggioni. Puggioni attirata su un raddoppio, non a bocca, Kotnis per Striulli, nuova chiamata offensiva per Striulli che si butta a destra, serve il taglio lungo la linea di fondo di Aneta Kotnis, forse la migliore azione della partita qui per il Cus Cagliari. Segno con Kotnis 61-49. Masic dietro la schiena, poi Grattarola da 3, un tiro difficilissimo, è sbagliato da parte di Grattarola che non aveva nessun ritmo, il pallone è rimasto fermo per qualche istante, che ha optato per la tripla sbagliando. Qui Grattarola, che come vi abbiamo detto è stata una delle migliori marcatrici, anzi la migliore in assoluto per l'Elite Roma nel match contro Orvieto. 24 personali per lei nel successo per 73-61 della sua squadra. Striulli, fallo in attacco che non ci voleva per la squadra universitaria. A questo punto Cusché può chiuderla e deve chiuderla assolutamente, senza rischiare brutte sorprese nel finale di partita. Ripreso il gioco, reclama il pallone Moretti, lo riceve pur con qualche problema. Ancora Moretti, chiede la sfera Crisantidu, c'è il tentativo in penetrazione di Grattarola, il sottomano molto morbido, segno -10. Elite Roma sul 61-51. Kotnis, press che diventa una soluzione costante per Roma. Striulli tiene il pallone fermo, vuole calma per la sua squadra. Striulli andando verso sinistra, non c'è lo spazio per chiudere la penetrazione. Kotnis, Striulli si deve affrettare, secondo ferro. Kotnis dopo l'errore sul rimbalzo, c'è l'extra possesso. Cus Cagliari, avete visto Striulli che vuole lavorare anche con il cronometro, ovviamente una soluzione che il Cus deve adottare in questo finale per gestire al meglio Kotnis. Striulli, il pallone che arriva nelle mani di Puggioni, a vedere Ridolfi, non può ricevere Niola, penetrazione di Niola che però fallisce in questo modo. Grattarola dall'altra parte non ne approfitta, anche se la rimessa sarà comunque per l'Elite. Per Moretti, chiude il palleggio Moretti, si affida a Masic, deve inventare qualcosa. Masic apre lo spazio per il tiro di Grattarola lungo. Kotnis riesce soltanto a toccare a rimbalzo Moretti, un cross praticamente per la numero 16, raccoglie Ridolfi, ringrazia Striulli che porta il pallone nella metà campo d'attacco, gira in tondo Striulli. Ovviamente anche in questo caso l'obiettivo è quello di guadagnare dei secondi, far scorrere il cronometro. Ridolfi con il blocco, Striulli apre lo spazio per la tripla di Kotnis, solo ferro per Aneta Kotnis. Plus che ancora non la chiude del tutto. Masic, difficile ovviamente che per Roma pensare a una rimonta, visto che si continua a sbagliare in un modo o nell'altro, allora inizia a prendere forma speranza del Cus Cagliari di ottenere il terzo successo consecutivo in campionato, successo che ovviamente spianerebbe davvero la strada per la conquista della salvezza senza patemi. Striulli in lunetta dopo il fallo, ne mancano pochi secondi al termine della partita, per l'esattezza 33.
concentrazione di Striulli, l'errore con il primo tiro libero. 10 punti a 33 secondi dal termine sono un margine assolutamente rassicurante. Striulli con il secondo tiro libero, questo va dentro. 62 a 51, iniziano ormai a scorrere i titoli di coda su questa partita. Il Plus si appresta a vincere, il Plus che sarà ospite nel prossimo turno sul campo dell'altra squadra capitolina del girone, ovvero l'Atena. Per l'Elite invece ci sarà l'impegno casalingo molto difficoltoso contro la Infinity Biofaenza di Simona Ballardini. Striulli, palleggio aperto per Striulli, poi si butta in penetrazione, apre fuori, metri di spazio per Puggioni, finisce così, il Cus conquista altri 2 punti, il punto esclamativo ce l'ha messo Arianna Puggioni, dall'altra parte non accolta la preghiera dell'Elite, finisce con il risultato finale di 65 a 51 per la squadra universitaria. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.